suoni incerti. Nella parlata milanese, e mi ripeto, solo nella parlata, alcune consonanti, in fine di parola, tendono a diventare sorde con suono incerto, sia quando doppie che quando semplici. Per questo effetto si ha che la consonante B tende a diventare una P, rob, rop, gub, gup. La consonante G tende a diventare una C, peg, pec, vec, vec, funge, func. La consonante D, se semplice, tende a diventare T, did, dit, vid, vit, invid, invit. Le consonanti GH tende a diventare CH, dag, dac, aveg, avec. La consonante V tende a diventare F, öv, öf, pieuv, pieuf. La consonante GU tende a diventare GH, sangu, sang, lengu, leng. La consonante QU tende a diventare CH, cinque, cinc. Nella scrittura, però, è bene conservare le consonanti originali per comporre in modo corretto i derivati. Rop, rop, gup, gub, vec, veget.